Un cordiale saluto dal Fogolar Civic e dal Fogolar Politico Europa Aquileiensis per una nota spiacevole, purtroppo a conferma di quanto detto in occasione del Capodanno, insomma nell'indirizzo di saluto che come coordinatore di questi sodalizi ho voluto rivolgere ai cittadini del Friuli Venezia Giulia. Una nota spiacevole, certo frattante, una notizia che non è nemmeno troppo fresca, insomma, ma che un po' alla volta, ecco, si diffonde per le strade, le piazze della nostra Udine, della nostra capitale, cosiddetta capitale del Friuli storico. E allora di cosa vogliamo parlare oggi? Qual è il problema? Il problema è che spariscono, o meglio si fanno sparire, i simboli più importanti di quella identità friulana, che è identità innanzitutto di coesione e di coesione familiare. Il Fogolare, ecco, io guido una realtà, un movimento culturale civista che da decenni appunto si richiama al nome del Fogolare, e sappiamo che cos'è stato il Fogolar per i friulani, il simbolo appunto della famiglia, della coesione, dell'unione attorno a quella fiamma, a quel fuoco che in qualche modo doveva riscaldare non soltanto dal punto di vista insomma concreto, ma anche dal punto di vista ideale, insomma scaldare il cuore, scaldare i sentimenti e gli affetti. È sparito l'ultimo Fogolar della città di Udine, l'ultimo Fogolar in un locale pubblico della città di Udine. Una nuova gestione ha deciso di eliminarlo. Non farò il nome del locale perché non ritengo degno di pubblicità. Ecco, non ritengo degno di pubblicità. Insomma, si dice il peccato e non il peccatore. Certo, è vero che una gestione, una proprietà hanno, come realtà private, hanno per certi aspetti il diritto di fare le proprie scelte, però dovrebbe esistere anche e non esiste, un'autorità superiore in grado di controllare e limitare certe scelte, insomma, soprattutto quando parliamo di locali pubblici. Non si sono mossi, non mi pare si siano mossi quelli del Comitato Osterie, no? Comitato Osterie Friulane, per la tutela delle osterie friulane. Non mi sembra si siano mossi i tanti e vari cultori della friulanità. Ecco, non credo si sia mosso il comune di Udine, quantomeno per manifestare insomma un dissenso, ecco, culturale rispetto a queste libere scelte tutelate dalla legge, però tutelate da una legge che evidentemente è assente o molto carente nel campo della tutela dei beni culturali, che non sono soltanto le statue, i monumenti, ma sono anche certamente dei simboli che fanno parte, che sono bandiere di una civiltà e di una comunità. Ecco, Udine, la capitale non del Friuli, la capitale di Friuli Doc, ha perso il suo ultimo Fogolar, diciamo così, pubblico. Insomma, complimenti per quella che è un po', se vogliamo,
una rappresentazione di che cos'è oggi Udine, ma insomma è una città in cui non ci si arrabbia per esempio per queste cose, anzi queste cose forse passano via come l'acqua, svelte, scivolano sui nostri giorni, e passano senza che nessuno in qualche modo reagisca o quantomeno si muova di conseguenza. Che l'ambiente lì non mi vede, ma non è che pittura sul muro, no? Naturalmente, e forse questo sarebbe l'atteggiamento più giusto da assumere in libertà, come esiste la libertà di una gestione o di una proprietà di fare le proprie scelte. Anche i clienti, anche i cittadini devono poter fare le proprie scelte, e magari in questo caso con un'attenzione culturale dovuta a quella che è la nostra civiltà. Certamente, man mano che andiamo avanti e man mano che non trasmettiamo valori alle giovani generazioni, possiamo pretendere che queste possano provare un'attenzione nei confronti dei simboli storici della nostra cultura. Ecco, quindi cosa dire? Stendiamo un velo pietoso. Non possiamo certo considerare questa come una cosa gravissima dal punto di vista, come può essere, una sparatoria, come può essere un atto di violenza, però è in fin dei conti un assassinio di un simbolo, l'assassinio di un luogo in cui quel simbolo ancora era al centro, era il riferimento, era l'elemento di richiamo, il ponte tra il passato e il presente, che non trova sponda a questo punto nel futuro piatto, nell'orizzonte piatto che si affaccia al nostro avvenire. Una nota davvero di rammarico che affido a chi ancora ha la sensibilità per comprenderla.